politici con Regione. Logicamente non esiste solo sorbiante, quindi hanno poi dei problemi oggettivi per quanto riguarda le finanze. Dati atto che nel passato abbiamo portato a casa 2,5 milioni di contributi. Sì, ma anche, attenzione, no, ma le cose sono cambiate dal passato a oggi. Anche Gorla Maggiore porta a casa 1,5 milioni per quanto riguarda i contributi appunto perso per le energie alternative, però devono metterci altri 2 milioni di euro perché è il 50%. Quindi non è detto che percepire un contributo poi si possa fare il lavoro, perché a volte pretendono che il contributo poi sia fermi e bloccati perché non si ha la corrispondente del 50% che fa lo stesso problema che lavora adesso. Quindi ha ricavato questo contributo, però ha delle grosse difficoltà nella realizzare tutto. Comunque siamo sul pezzo, quindi se non ne approfitta assolutamente, no, siamo sul pezzo, quindi dobbiamo fermare l'assessore Cada, ci sono le banche che in questo caso finanziano e avendo il 50% dell'investimento pagato si rientra anche sì, no, io ho fatto l'esempio solo per Rosa che ha fatto questo tipo di intervento, però parlando col collega adesso che ha grossi. No, perché mi spiace che queste sono opere comunque di una certa rilevanza che rimangono in stand-by, anzi rimangono ferme perché non aveva contributo. Davvero, io vi invito ad essere più pressanti anche a costo di andare tutte le settimane in Regione Lombardia, ma portarli a caso. È stata redatta la progettazione esecutiva dei lavori di risoluzione delle interferenze con la rete idrica. I lavorati progettuali sono stati inviati all'Autostrada Pedemontana per l'approvazione. Ecologia, per problemi dell'appaltatore del Scusi, allora per quanto riguarda il discorso dei lavori delle interferenze, cosa significa? Quindi dato il passaggio di Pedemontana, diciamo, molto vicino a quello che è il nostro acquedotto, a Pozzo in pratica, dove viene prelevata l'acqua, in pratica c'è un problema, diciamo, virtuale, di collasso del pozzo. Potrebbe esserci, quindi in via precautionaria cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto che la rete idrica di Solbiate sia collegata sia a Fagnano che a Solbiate, che a Olgiate, per far sì che in caso di eventualità negativa potremmo, diciamo, andare a recuperare l'acqua da questi due comuni. E quindi una possibilità che decidiamo a tutelare in questo modo. Ecologia, per problemi noti dell'appaltatore del servizio rifiuti, dalla seconda metà del mese di gennaio il servizio è stato affidato con procedura d'urgenza temporanea alla AGESP sino all'espletamento delle procedure di gara, ossia fino alla fine del mese di giugno. L'appalto è stato definitivamente aggiudicato a Econord, che dal mese di luglio quindi svolge il servizio, che viene ora svolto regolarmente e con piena soddisfazione. Anche per l'anno in corso verrà fornito gratuitamente ad ogni utente il kit di sacchetti per la raccolta differenziata e prosegue sino all'esaurimento dei fondi stanziati l'erogazione del contributo per lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto e per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli a gas metano e bioelettrici a basso impatto ambientale. Gestione del cimitero, il servizio inerente al programma è svolto con regolarità ed efficienza, è stato eseguito l'intervento di manutenzione straordinaria sulla pensilina d'ingresso con il rifacimento degli intonaci e l'impermeabilizzazione della verniciatura delle scorsoline. Sono stati affidati lavori di sostituzione, questa è una ripetizione del cappello che c'era all'inizio. Attività produttive. Sono attualmente in fase di realizzazione i progetti per la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali della media distribuzione e i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Prosegue con regolarità sia la gestione del mercato settimanale che della spesa pubblica. Questa è la conclusione della relazione. Se ci sono interventi. Niente, solo una dichiarazione di voto da parte nostra contraria.
a riconoscere che questa relazione in alcuni punti è corretta, in alcuni punti è falsa. Anzi, io sinceramente mi chiedo, specialmente ai padri e madri di famiglia che hanno i loro bambini e quant'altro, se riscontrano verità in quanto detto e che votano comunque a favore di questa verità, quindi avallando questa relazione, diventano responsabili di questa falsità, questo è falso. Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere i voti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Passiamo al punto numero 3, variazione al bilancio di previsione 2010, bilancio pluriennale e relazione previsionale della programmatica del 2010. Lascio ancora la parola all'assessore Gadda. Allora, questa non è ancora la variazione importante che ci aspetta probabilmente già nei prossimi giorni, ma è solo una piccola variazione che viene apportata utilizzando delle minori spese, principalmente quella che citavo prima per la mancata assunzione del vigile ci ha portato a un risparmio di circa 13.000 euro e poi c'è un risparmio di 5.000 euro sulla cifra che avevamo accantonato per il pagamento dell'AGEP, che aveva sostituito la ABC per il servizio fino a giugno, e una riduzione del trasferimento alla Castellanza Servizi. E questo totale di 24.000 euro sono stati utilizzati, vi cito le cifre un po' più importanti, per 5.000 euro per l'acquisto dei sacchetti per la raccolta differenziata, questo è relativo all'anno prossimo, in quanto una parte di questa spesa, mi hanno riferito se non sbaglio, i sacchetti per la plastica venivano forniti direttamente dalla vecchia società, invece nell'attuale appalto non sono previsti e quindi abbiamo accantonato 5.000 euro. Poi c'è una spesa di 4.500 euro per l'archivista, che è una persona esterna che si occupa di archiviare la documentazione del comune nel rispetto di determinati regolamenti. Poi ci sono delle piccole spese di manutenzione, delle voci di stipendio che sono principalmente dei ritocchi dovuti a delle previsioni che non erano corrette, ma parliamo di 200-800 euro tasse. Ci sono 650 euro di cancelleria, 1.800 euro di spese telefoniche e postali, e la differenza per arrivare ai 24.000 che sono stati risparmiati, che sono 5.700 euro, li abbiamo semplicemente accantonati nei piani di zona che sarebbero i servizi sociali, ma è solo una voce di quadratura, non ha un significato particolare, perché in realtà la cifra che dovremmo girare ai servizi sociali sarà largamente superiore, però sarà oggetto del prossimo Consiglio e magari ne discuteremo anche prima con i colleghi, se vogliono, su come provvedere a questa copertura. Mi ha dato un assist, il 5.000 euro più o meno dei sacchetti, e tutto quello che è stato detto era comunque previsto nel contratto precedente, non era una spesa che poteva essere effettuata con l'incremento della tariffa, visto che abbiamo ottenuto il risparmio sulla base d'asta. Se magari 5.000 euro. Questo è sicuro. Perché questa spesa qua verrà coperta con... No. In questo momento abbiamo coperto così, ma chiaramente i maggiori introiti che ci saranno andranno a coprire anche questo, perché sono spese inerenti
alla nettezza urbana. No, ma se adesso è finanziato con altre cose. Ma adesso è finanziato. Sì, adesso li finanziamo con degli altri avanzi che ci sono stati, ma verranno finanziate anche queste qua per l'anno 21, quando saremo arrivati a regime con i nuovi contributi per la TARSU e i costi previsti per la TARSU, verranno inseriti anche questi. Quando ci sarà il conteggio finale poi sarà. In questo momento non erano imputati e dovevamo utilizzare un'altra voce. Questa è matematica, cioè nel senso, e se io ho incassato tutta la tariffa adesso, vuol dire che io, cioè, il ruolo è completo quest'anno, no? No, non è ancora completo. Come non è completo? Le bollette a casa sono arrivate complete. Ci sono quelli che pagano in rate successive, quindi non è Qua ancora. si prende 11, può dare lascia parte dell'altra. So, però di fatto non è ancora completo, quindi non puoi utilizzare una cifra di previsione giorni è per quella essere. del ruolo completo. La previsione è quella del ruolo completo. Quindi sicuramente l'anno prossimo il costo dei sacchetti rientrerà nel costo della nettezza urbana. Tieni conto che 5.000 euro sono già un risparmio del servizio di igiene urbana, quindi di fatto è solo uno spostamento da una cifra che era stata imputata all'Agest all'acquisto dei sacchetti. Ma la parte che avete pagato all'Agest straordinaria non la recuperate con quello che dovete dare alla società Vecchia? Però ancora adesso questi conteggi sono ancora da fare. Comunque questo è un giro, perché di fatto sono 5.000 euro che erano stati stabiliti per il servizio di igiene urbana che sono andati per l'acquisto dei sacchetti, quindi non è che sono stati messi più soldi per i sacchetti, sono sempre stati presi per la nettezza urbana. Ho capito che nella variazione soltanto non di spesa non di spesa, però ecco, se si poteva utilizzare queste spese per qualcos'altro e tanto visto che c'era già l'incasso completo della TARSU, sicuramente se sarà possibile. Di certo se abbiamo un maggiore incasso, tutto quello che sarà possibile imputare alla voce si farà, vista la nostra ristrettezza. Ci sono domande? Ai voti? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'ultimo punto, che è affidamento in concessione a terzi del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Ma si tratta in pratica di ritornare a perché serve il bando, quindi si farà un nuovo bando per quanto riguarda la gestione appunto della riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità. Questa è un'operazione tecnica. Sì, la durata sarà di 5 anni. Questa è stata fatta più che un'operazione tecnica è una scelta, perché è una scelta che non è possibile, se non dice completamente la gente sceglie di determinare l'area. È la stessa identica motivazione che ha portato loro a fare una scelta del genere, quindi viene proposta perché personale per assegnare questo servizio non c'è. Quindi anche qui Una dichiarazione di voto, visto che a suo tempo io ero contrario ad affidare questo tipo di servizio esternamente, mi asterrò da però sono cambiate le cose, perché si poteva assumere qualcuno un voto contrario, ma mi astengo. Quindi chi è favorevole? Chi si astiene? La seduta di questo Consiglio comunale è chiusa. Invito ancora tutti i cittadini presenti, quindi giovedì prossimo, giovedì 7, a partecipare. Dovrebbe essere al centro socioculturale 7, la prossima settimana.
alle ore, penso alle 9. Buona serata e buona notte.